Nell'udienza del 3 luglio scorso, il Tribunale fallimentare di Genova non ha messo all'asta l'ex colonia Piaggio di Santo Stefano d'Aveto. La perizia infatti stima a 5 milioni di euro il valore della storica struttura. Un costo sovrastimato visti i tempi che corrono e l'investimento che sarà necessario per la ristrutturazione. A raccontarlo il sindaco Giuseppe Tassi, che svela la presenza di due imprenditori intenzionati ad acquisire l'immobile dopo anni di abbandono. In questo senso, l'udienza di luglio è fondamentale. Permette infatti l'acquisto ad un costo inferiore, cosa che potrebbe andare bene ai creditori che hanno in mano l'ex colonia. Una scelta di buon senso, dunque. La stessa udienza fissa intorno al prossimo 20 settembre il termine per giungere ad un accordo, spiega ancora Tassi. Se l'interesse di uno dei due imprenditori coinvolti dovesse andare in porto, potrebbe chiudersi l'esperienza della curatela fallimentare, con la possibilità di dialogare direttamente con gli intermediari dei creditori. Siamo fiduciosi perché la trattativa è già in corso, spiega il primo cittadino di Santo Stefano, che per ovvie ragioni non vuole svelare i nomi dei possibili acquirenti. Il comune spera che l'ex colonia possa diventare un luogo attrattivo per i turisti anche d'inverno, con un'offerta che preveda ad esempio piscine, bagni termali e spa, così da ovviare ad un'eventuale assenza di neve sulle vette. Prosegue Tassi, noi come amministrazione possiamo agevolare l'iter, per il resto i nostri sono solo consigli. Diciamo no, tuttavia, a mini appartamenti o a grandi residence di cui il nostro territorio non ha bisogno. Questo progetto garantirebbe 30-40 posti di lavoro sicuramente alla popolazione di Santo Stefano e quindi avremo persone che rimangono in zona, che presidiano il territorio e che quindi vivono veramente il paese e vivono la vallata. Infine, sta per andare in porto il progetto di rifacimento del campo sportivo per renderlo idoneo agli allenamenti delle squadre di Serie A e B. Il progetto c'è già e i lavori potrebbero partire in primavera. Un piano da 1,5 milioni di euro di investimento, la maggior parte verrà messa dalla Virtus Entella.